Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di la cooperativa Eureka. Buone pratiche, l'agricoltura sociale. A colloquio con Mico Imperiali. La cooperativa Nativi. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La società della cooperativa Eureka è nata nel 2014 da un'idea di uno dei tre soci fondatori, il signor Boglino proprio, che era venuto a conoscenza dell'esistenza di questo servizio postale privato a livello nazionale. Ci ha proposto, ci ha messo a conoscenza anche a me e agli altri socio fondatore di questa possibilità, e qui abbiamo preso le considerazioni, abbiamo avuto l'idea di metterci insieme e dare la possibilità anche ad altre persone che si conoscevano di intraprendere questa attività e questo tipo di esperienza. Abbiamo cominciato su Trieste, dopodiché puntando molto sul servizio, sulla qualità di servizio, sull'intraposizione con le persone, siamo riusciti ad incrementare la nostra copertura fino a Monfalcone, Ronchi, Staranzano e per ultimo addirittura siamo arrivati anche a Udine. Siamo nati per fornire un servizio di posta alternativo a Poste Italiane, dare la possibilità quindi a sia le persone private sia a aziende, studi o comunque qualsiasi parte pubblica e privata che ha la possibilità di spedire posta, invece di utilizzare il servizio generico di Poste Italiane, avere un'alternativa sulla quale valutare le tempistiche e le qualità del servizio fatto o prodotto, e di conseguenza questo ci ha permesso appunto di aumentare il nostro giro, il nostro volume fino appunto a poter coprire una gran parte del territorio del Friuli Venezia Giulia, quindi con i principali capoluoghi e anche zone interne. La crescita è annuale, quindi continuiamo appena possibile a incrementare sia il numero di clienti sia il numero di collaboratori, di soci, quindi in modo da, essendo noi una cooperativa, poter mettere insieme più gente possibile per avere uno scopo unico, uno scopo comune da portare avanti e da far crescere tutti insieme. Ha preso avvio Economia in Classe, il progetto di educazione economico-finanziaria promosso da Obiettivo Benessere, associazione sostenuta da Prima Cassa Credito Cooperativo e da Confcooperative FVG. È di fondamentale importanza che le competenze economiche e finanziarie entrino nei curricula scolastici per promuovere scelte consapevoli e autonome di utilizzo delle risorse economiche, in un'ottica di cittadinanza consapevole e di legalità, ha detto Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di Confcooperative FVG, in occasione dell'avvio del progetto a Martignacco.
I percorsi di sensibilizzazione e approfondimento prevedono il coinvolgimento di oltre 200 studenti delle scuole secondarie di primo grado, la Valussi di Udine, il Virgili di Martignacco e l'Angeli di Tercento. Saranno 2 giovani volontari europei dalla Spagna e dall'Albania che presteranno servizio alla cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia dal 1 aprile al 27 novembre 2019. Il loro arrivo è all'interno del progetto di volontariato europeo denominato Un bagaglio di esperienze e inserito nel corpo europeo della solidarietà. Dal 2012 il Piccolo Principe ha accolto 27 giovani da 13 paesi per periodi di servizio come volontari. È in arrivo una vincente gara di orienteering scientifico per le scuole promossa dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste. Mercoledì 22 maggio 2019, dalle ore 9 alle ore 13, il Porto Vecchio, negli spazi che l'anno prossimo ospiteranno l'ESOF 2020, l'anno di Trieste Capitale Europea della Scienza, si animerà con una gara di Trail Orienteering, una branca dell'orienteering che si basa sulla lettura di una carta geografica. Si tratta di un percorso a tappe abbinato al superamento di prove e quiz scientifici, che favorisce l'accessibilità di tutti. Il progetto, promosso e realizzato in collaborazione con l'Assessorato all'Educazione e Scuola del Comune di Trieste, la Federazione Italiana Sport e Orientamento e l'Immaginario Scientifico, è finanziato a promuovere un approccio alla scienza che incuriosisca i giovani attraverso la pratica sportiva. La cooperativa si occupa principalmente di corrispondenza, quindi è nata per il ritiro e la consegna della posta ordinaria e della posta raccomandata che i nostri incaricati alla consegna vanno a ritirare direttamente dal nostro cliente che abbiamo cercato noi localmente. Quindi andiamo lì, ritiriamo la corrispondenza, poi viene portata in ufficio per la lavorazione e smistata all'interno dei casellari per poi procedere direttamente alla consegna. Quindi abbiamo i nostri postini che vanno direttamente a consegnare partendo da Muggia per finire fino a Udine. Passano da Trieste, Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano. Queste sono le zone che serviamo direttamente. La nostra platea si rifà un po' ai clienti privati, locali, possono spaziare dall'amministratore di condominio alle assicurazioni, gli avvocati. In più, facendo parte del circuito Sailpost, abbiamo una serie di clientela a livello nazionale che si appoggia a noi per la consegna e, cosa un po' più degli ultimi anni, abbiamo partecipato anche a dei bandi, quindi abbiamo avuto a che fare con la pubblica amministrazione, vincendo anche dei bandi importanti che ci stanno dando soddisfazione, come l'Università di Udine o Tribunale e Procura di tutta la regione. E questo un po' ha cambiato la nostra dinamica. In più, essendo nati comunque come posta raccomandata e ordinaria, negli ultimi anni abbiamo cercato di far partire anche un secondo canale perché la posta per ovvi motivi scende e quindi stiamo andando ad aggredire il servizio e-commerce e tutto quello che riguarda pacchi da consegnare e quindi nell'ultimo anno abbiamo messo in piedi un'altra linea, cambiando radicalmente la nostra abitudine a lavorare in scooter e quindi dovendo affiancare anche mezzi idonei, furgoni, auto per la consegna di pacchi normali, in contrassegno. Adesso diamo un servizio a 360 gradi per tutto quello che riguarda la consegna di qualsiasi natura. Per questo abbiamo raggiunto 25 soci lavoratori. Nell'ultimo anno abbiamo movimentato, quindi sia lavorato che consegnato, circa 350.000 buste, corrispondenza, e come fatturato il 2018 si è chiuso poco al di sotto dei 900.000 euro, con un incremento medio circa del 25% solo rispetto al 2017. Nel 2019 ci aspettiamo un'ulteriore crescita dal 15 al 20%. Oltre a aver implementato il canale pacchi, nel 2019 il nostro obiettivo è chiudere la parte liberalizzazione postale con l'aggiunta degli atti giudiziari, che ha iniziato la liberalizzazione nel 2018 e prevediamo di concluderla entro giugno del 2019 per essere operativi appena dopo l'estate e quindi andando ad offrire principalmente alle pubbliche amministrazioni ma anche agli avvocati l'ultimo tassello che manca alla liberalizzazione postale iniziata nel 99.
L'agricoltura sociale è produzione agricola connessa a tutta una serie di attività dedicate al benessere delle persone. E si tratta di attività terapeutiche e riabilitative nei confronti di persone in situazioni di disagio, perché attraverso tutta una serie di attività di ortoterapia si ha un reinserimento sociale e lavorativo di determinate persone. E in più l'agricoltura sociale vuol dire anche fare educazione ambientale, portare le scolaresche ma anche i cittadini presso un orto e quindi andare a vedere qual è l'origine, da dove vengono i prodotti della terra, il cibo di cui ci nutriamo. Salve a tutti! La previdenza complementare è decisamente un aspetto importante del welfare a cui devono pensare anche le giovani generazioni. Di questo tema parliamo oggi con un esperto, con Mico Imperiali, che ha gentilmente accettato di rispondere alle nostre domande. Dottor Imperiali, quali sono le dimensioni e le caratteristiche attuali del mercato della previdenza complementare in Italia? La previdenza complementare in Italia sta iniziando a raggiungere un livello di soddisfazione importante, quindi abbiamo più di 8 milioni di aderenti ai fondi pensione in Italia, con una crescita importante soprattutto anche negli ultimi anni di evidente crisi economica nel Paese. E quindi i fondi pensione hanno mostrato una buona solidità, dato che viene apprezzato dalle famiglie che iniziano a conoscere queste soluzioni, ad apprezzarle e a sottoscriverle. Si è diffusa un po' di ansia, di tensione, di preoccupazione all'arrivo delle buste arancione dell'INPS. Sono già partite molte, altre arriveranno nei prossimi mesi, ma di cosa si tratta e qual è il contenuto di questa busta? Come dobbiamo leggerla? Le buste arancioni, a mio avviso, sono un'iniziativa lodevole che arriva nel nostro Paese con molti anni di ritardo, ma che finalmente è arrivata. È un'iniziativa di trasparenza. L'idea è comunicare in un linguaggio diretto ai cittadini su tematiche che li riguarderanno in prima persona e da vicino, cioè le loro aspettative pensionistiche. Quindi la busta arancione è una comunicazione personale che rappresenta da un lato vuole rappresentare uno storico della storia contributiva di ciascun lavoratore, quindi può essere utile per dare uno sguardo al passato, ma soprattutto ha l'intento di fornire uno scenario di quello che potrebbe essere il futuro pensionistico di ciascuno di noi. Quindi fornirci un'idea plausibile di quella che potrebbe essere una data di pensionamento futura e soprattutto farci percepire quale potrebbe essere un importo di futura pensione. Tutti strumenti utili a farci ragionare sulle dinamiche del welfare obbligatorio, quindi delle pensioni di base, e sull'eventuale quindi necessità di integrarle con un fondo pensione, ad esempio. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Imperiale, cerchiamo di approfondire questo tema della previdenza complementare. Ecco, quali sono i nuovi ruoli che vengono affidati a questa iniziativa di tutela? Diciamo che i fondi pensione in Italia hanno una storia relativamente giovane rispetto a molti altri paesi dell'Unione Europea, in quanto il nostro welfare pensionistico è sempre stato molto tutelante e quindi non c'è stato grande bisogno di introdurli già a partire magari dal dopoguerra come è avvenuto in altri paesi. Si è partiti un po' dopo, questo vuol dire, però allo stesso tempo si sono introdotti degli incentivi piuttosto significativi.
che sono di varia natura. Sono possibilità di conferimenti molto liberi, possibilità di conferimento del TFR che diventa sempre più vantaggioso per i lavoratori dipendenti, questo vuol dire anche sgravi fiscali rilevanti e in ultimo l'introduzione di una serie di forme di flessibilità che possono aiutare le persone che si dovessero trovare ancora lontane dall'età pensionabile con necessità per discorsi personali, familiari o di spese mediche o di cambio attività lavorativa o eventualmente anche nei casi meno auspicabili di perdita dell'attività lavorativa. Quindi l'idea è quella di avvicinare i fondi pensione italiani a un concetto un po' più ampio, di un fondo integrativo che possa accompagnare le persone sin dalla tenera età fino alla pensione e oltre, con forme di assistenza e di tutela in aggiunta al welfare di carattere obbligatorio. Dunque, per pensare al nostro futuro dobbiamo avere un occhio di riguardo anche per le novità legislative che, mi pare di capire, ci danno una mano per poter guardare un po' con più fiducia al nostro futuro. Questo senz'altro. Le novità legislative ci sono e alcune sono proprio entrate in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, quindi stiamo parlando di elementi di grande attualità. Alcune di queste iniziative vogliono premiare le persone, le famiglie che decidono di sottoscrivere in autonomia strumenti di welfare integrativo di questo tipo. Altre cercano di coinvolgere il mondo delle aziende, soprattutto delle piccole imprese, che sono la spina dorsale della nostra economia, coinvolgendo le aziende per conferire anche a loro sgravi di natura fiscale e contributiva per favorire la diffusione di fondi pensione, fondi sanitari integrativi, strumenti di tutela assicurativa di secondo welfare per i propri collaboratori, dipendenti e personale che lavora all'interno delle imprese stesse. Nativi è una società cooperativa che nasce nel 2011, nasciamo soprattutto come curatori di 2 blog, Carnialà e Boralà. Negli anni ci siamo evoluti, siamo cresciuti, subito abbiamo iniziato ad ampliare la nostra attività, quindi non solo giornalismo e comunicazione, ma anche editoria. Nel 2012 abbiamo pubblicato il nostro primo libro e da lì ne sono seguiti tanti altri. Oltre alla editoria ci occupiamo anche di campagne di comunicazione, sono campagne di comunicazione sociale e politica. Adesso ci troviamo in questo spazio che è uno spazio di coworking che si chiama Labi. Con Labi collaboriamo attivamente già da 2 anni, soprattutto nella gestione dei progetti legati alla conciliazione fra lavoro e famiglia. I nostri coworker che hanno bambini piccoli, bambini di solito che o non hanno accesso al nido o sono troppo piccoli per andare al nido, possono usufruire di un servizio attivo qui in Labi e che permette di poter lavorare e nel frattempo avere qualcuno che si occupa del proprio figlio. L'idea di costruire una cooperativa rispecchia, secondo noi, il nostro modo di vedere il lavoro. Un lavoro di gruppo, un lavoro dove ognuno con la propria competenza fa sì che si possa crescere tutti assieme.
Noi di Nativi ci occupiamo adesso principalmente di editoria, di prodotti editoriali, quindi libri, giochi. Io sono il responsabile di questa parte editoriale qui, che è nata un po' per sbaglio in realtà, perché l'obiettivo del sito Bora.la era quello di creare una comunità di opinioni locali, no? E col tempo ci siamo trasformati. Il primo libro è nato proprio perché, per un senso della comunità del nostro sito, di voler dire qualcosa, ed è stato pubblicato questo primo libro con contenuti alla fine proprio generati dai commenti dei lettori, e dopodiché abbiamo visto che è nata quasi una passione, abbiamo visto che volevamo promuovere le tradizioni di Trieste e del nostro territorio anche con questo mezzo qui. E quindi abbiamo cominciato a pubblicare all'inizio 2-3 libri all'anno, adesso siamo arrivati a 4, 5, 6 titoli. Stiamo su numeri bassi come pubblicazioni proprio per poterli curare, soprattutto dal punto di vista della promozione e della distribuzione, curarli molto bene. Come numeri in realtà tanti libri sono andati molto bene, penso al Pedocin di Niccolò Brusaferro. Siamo sulle 7.000 copie vendute. Il gioco Frico, una battaglia culturale fra Trieste e Udine, e anche lì siamo sulle 6.000 copie vendute. A Frico tengo particolarmente perché è un gioco che nasce partendo da il campanilismo classico che c'è fra triestini e friulani, che è una cosa su cui ci scherziamo molto, però sfrutta questo lato divertente per cercare di fare cultura. In che senso? Nel senso che nel gioco ci sono 40 carte triestine e 40 friulane, ciascuna mostra un aspetto delle due popolazioni e chi ci gioca è spinto a scoprire cosa sono. Per esempio c'è l'Homo Vespa, magari tanti friulani non lo conoscono, di rimando il Bobo Ross, tanti triestini non sanno cosa sia. Facendo il gioco noi abbiamo dovuto, diciamo, studiare un po' di friulanità, perché da triestini non ne sapevamo tanto, a parte il frico che lo piace un po' a tutti. Con l'esperienza del primo gioco è nato il secondo gioco Barcolana, ed è nato anche una bellissima partnership proprio con la Barcolana. Il gioco infatti sarà il gioco ufficiale della 50ª edizione della regata più affollata del mondo, una cosa che ci ha fatto molto, molto piacere. È prevista in uscita l'espansione di Barcolana, quindi ci saranno delle carte per rendere il gioco ancora più interessante, ancora più divertente. Quest'anno le prossime pubblicazioni saranno, oltre appunto a questa espansione, avremo il 4º numero del Monon Behavior che arriva al decennale, e visto che l'anno scorso abbiamo pubblicato il libro delle risposte triestine, quest'anno per par condicio ci sembra giusto pubblicare il libro delle risposte friulane. Inoltre abbiamo anche aperto un sito di e-commerce, bottega.la, in cui abbiamo pubblicato tutti, oltre ai nostri libri, anche i libri delle case editrici locali di Trieste, ma anche i libri di case editrici nazionali che parlano di Trieste o comunque del Friuli Venezia Giulia. Il sito è gestito in collaborazione con la libreria Minerva, che ha ovviamente maggior background dal punto di vista tecnico di questo tipo di pubblicazioni.